Buongiorno ragazzi, Travel Race oggi, ciclabile nel trenino che da Piovene Rocchette porta dal Siero. Sono nelle mie zone, nel senso che sono partito da casa, 38 all'ora ragazzi, brave. Si va e si vola. Allora ragazzi, che bici, di modo. Quest'oggi me ne andrò in altura, quindi poi vedrete, giro su sterrato. E l'idea è quella di andare da sopra, quindi zona dell'Alpe Cimbra. Guardate ragazzi, canyon di Arsiero, poi da lì confluirà sul torrente Astico. Questa è una piccola deviazione, guardate che bellezza e che forza l'acqua, con tutte le piogge dei giorni scorsi veramente fatto disastri in giro. Spero di non beccarmi qualche frana, perché già l'ho beccata prima, ho dovuto fare una deviazione su una strada asfaltata e quindi sì, ultimamente è così, ma guardate che bellezza. Adesso andrò su praticamente sull'Alpe Cimbra dalle località Castana di Arsiero, una strada sterrata. Eccoci ragazzi, sono venuto su da là, sono al 50° chilometro, 1300 metri di livello fatto e adesso guardate qua che bellezza, un po' d'acqua fresca, rigenerante, direttamente dalla fonte. Voilà. Eccola là, guardate che bellezza ragazzi, il sistema. E sì, un po' di fanghiglia varia come assetto, tanto così per rimembrare un po' l'assetto della bici. 700x40 gomme Pirelli Race con cerchi TT-Swiss GRC 1004 e poi basta, è sempre la solita storia, campagnolo Eccar con guarnitura trattitorno. E adesso sta iniziando anche a piovere, speriamo di no, e niente, ci vediamo dopo ragazzi nell'Alpe Cimbra. Guardate ragazzi che strada, sto andando verso Capelle del Vescovo, quindi da lì verso Passo Cova di Folgaria. È molto dissestata questa strada, ci sono state le nevi, le frane i giorni scorsi, vari acquazzoni, ma è sempre bella da fare. Se avete un copertone bello grosso, meglio ancora. E io quest'oggi ho questo qua perché sono partito da casa, quindi non volevo mettere su gomme troppo grasse che poi pativo sull'asfalto. Questa è una delle strade e sentieri che passa da 130, no, da 100 km dei forti. Oppa! Guardate che roba! Da 100 km dei forti io ho fatto da 130 km dei forti con percorsi così creati da me
la trovate nei miei video sul canale. Avevo ancora la 3T Exploro, quindi con gomme da 27,5, belle grasse. E là che passaggino, ragazzi, oppa, sassoloso, croccantino, e guardate un po', là, guardate qua, sopra là c'è il Monte Toraro, siamo confine tra Veneto e Trentino. Qua dovete sempre un po' scegliere percorso meno dissestato da fare. Chiaramente in mountain bike vi divertite molto di più qua, però dai, la si fa. Oh. Eccolo là, Cappelle del Vescovo, postazione militare del 15-18, prima guerra mondiale. Da dietro si vede un po' il Surmano. Guardate qua che razza di frana. Oppa. Qua è venuto giù un bel po' di roba, e consiglio personale: scendete, non fate i supereroi, che poi finite giù qua non è il massimo. Ah, guardate un po' che bellezza, oh. Queste guglie del Monte Toraro, zone che conosco molto bene per anche i percorsi da trekking, e ricordo che prossimamente, quando le nevi finalmente se ne andranno, e sui 2000 c'è ancora neve, percorsi escursionistici a piedi con il mio bel Shiba, e avevo in mente qualcosa da fare. Guardate ragazzi, questa postazione della prima guerra mondiale, però si è scavato tutto qua perché è trasformato in torrente. Guardate che roba, difficile anche percorrerla, incredibile, che posti. Eccolo qua, Cappelle del Vescovo si trova esattamente là. Eccolo là, quello là. Pensate un po', sopra lì, tutto intorno c'erano tutti dei soldati che vivevano lì, cioè pensate un po' che punti impervi. Da dietro abbiamo Monte Cimone. Ricordo che dietro l'altopiano dei 7 comuni, Monte Conca, Monte Surmano che lo vedete lì, e adesso magari vi mostro un po' il Pasuvio, Toraro, questo qua davanti. Addirittura qua arrivano con le jeep, ma non so come fanno, ma sì, punto un po' impervio. Quando si dice che tutte le strade portano a Roma, ma sono arrivati anche con i mezzi automatizzati, vabbè, mezzi a motore. Comunque, se voi vedete là in fondo c'è un po' di neve, e quello là è il Pasubio, tutto bello coperto. E qui abbiamo la valle che porta a Pusina. Io sono venuto su da là, da Arsiero. Eccolo qua, da qua si vede molto bene la postazione militare del Cappelle del Vescovo. Veramente assomiglia a un cappello, se vedete le foto dell'epoca, io le ho viste, impressionante. Vabbè dai, a dopo, ci vediamo magari su. Guardate questa valle, che bellezza, con questi colori verde e poi tutti i fiori, veramente bella. Gli abeti rossi, la zona della Maiga Campiluzzi di sotto, poi ci sarà quella di sopra. Sto arrivando praticamente a Passo Cue, territorio trentino, qua alla fine
un po' dissestata, ma la si fa. E guardate che roba, wow, bellissimo, zone che conosco molto molto bene, e sia per l'escursionismo a piedi che in bici, quindi sì, è come fossi a casa qua, anche se sono in Trentino e sono veneto, ma vabbè, sono un po' trentino di adozione, dai, i miei amici trentini. Guardate che roba, bellissima, eh? Non trovate nessuno qua, eh? Avete un po' di pace, tranquillità, qua la troverete. E sì, per estivo magari qualche turista in più, tipo luglio-agosto, però dai, non ci sono ancora le mucche al pascolo, quindi tutti i percorsi sono aperti senza fermarsi ogni volta a sollevare sbarre. Eccola qua la pista. Ciao. Oppa. Devo sempre un po' ricordarmi che ho le 700x40, devo stare un po' più tranquillo su queste discese. Vediamo se è aperto però, perché qua siamo a metà maggio, stagione inizia giugno estiva. Infatti è chiuso. Niente, scelta obbligata, quindi giù, si vuole giù verso, vediamo un po', quindi giù è meglio forse da una parte, perché comunque fa freschino e non vorrei mai prendermi l'acqua, quindi vado giù verso un po' la valle a mangiare, anche se comunque le energie sì, cominciano un po' a mancare. Sono più o meno le 3, meno un quarto, quindi non ho ancora pranzato. Questo brutto vizio di mangiare tardi, che devo levarmelo, perché finché fa freschino va bene, ma con il caldo poi, se si ha una crisi di fame, non riesci più a pedalare. Veramente è successa nel periodo estivo, perché io soffro il caldo, quindi eccola qua, questa qua è un pezzettino, penso sia di pista, perché comunque poi sono tutte comunicanti. Ragazzi, guardate che roba, astico in piena. Sono in quelli di Piedemonte, sono venuto giù dal Passo Sommo dopo aver pranzato, ho trovato un posto aperto, che a metà maggio qua è sempre difficile trovare qualcosa di aperto. Guardate che borghetto questo qua di Piedemonte, bellissimo, bello bello bello. Siamo in Veneto per un po', per un pelo, anche se loro si sentono trentini e vorrebbero rientrare in Trentino. Boh. Di qua, questa è proprio la ciclopedonale che collega della Vallastico praticamente. Guardate un po' che bello, molto bella questa zona,
po' di gravel. Che bello, che bello, che bello, questo percorso qua veramente è sempre bello farlo, La ciclabile della Vallastico, che ha un po' di interconnessioni con strade secondarie asfaltate dove passano anche auto, ma passa veramente pochissima gente e quindi la rende a tutti gli effetti una ciclabile. Adesso vi faccio vedere il ponte dove i pazzerelli si buttano giù a tuffarsi. Beh, quest'anno acqua ce ne sarà. Gente già in costume, guardate che bello. Oppa, eccoci qua, e voilà, la Pria. Teniamo un po' di privacy. E lì è il ponte dove si buttano. Il tempo non è dei migliori, adesso io andrò di là. E niente, a dopo dai. Periodo estivo qua ragazzi, venite a fare il bagno. L'acqua è bella. Rieccoci ragazzi nelle terre vicino a casa. Giro da 135 km, 2100 di dislivello, attenzione però al dislivello perché secondo me non è reale, è molto di più. Fate pianificatur su Komoot, Gravel Affini, perché secondo me è un 2-3 di dislivello, perché in certi punti non prendeva molto il GPS, quindi secondo me sarà un po' di più. Comunque da casa sull'Alpe Cimbra non male direi, e adesso è uscito anche il sole, guardate un po'. Comunque dai, bel giro, iscrivetevi al canale, mettete like e niente ragazzi, alla prossima, ciao!